Noi diciamo di no al WWF e alle tante associazioni animaliste che oggi stanno tentando di trasferire una parte degli orsi trentini sul territorio veneto, sulla montagna veneta. No agli orsi del Trentino, tantomeno nell'altopiano dei 7 comuni. A ribadirlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che rispedisce al mittente la proposta di spostare i plantigradi dei vicini di casa nella montagna vicentina. Anche perché, ricorda Finco, il Veneto ha avuto già le sue esperienze con l'orso. L'orso l'abbiamo già testato qualche anno fa, abbiamo visto i danni che ha fatto soprattutto nelle zone di Chies dal Pago e sull'altopiano di Asiago, con predazioni e veramente creando anche paura tra la gente. Abbiamo già i lupi che stanno creando gravi danni all'economia di montagna, agli alpeggi e in parte anche il turismo. Assolutamente non abbiamo bisogno degli orsi. L'Europa di recente ha aperto la possibilità di un cambiamento nell'atteggiamento verso i grandi carnivori e si parla sempre più spesso di piani di contenimento e abbattimenti. La pianificazione sui grandi carnivori spetta allo Stato. Noi stiamo chiedendo da tempo sia allo Stato che all'Europa di intervenire, perché oggi sia l'orso che il lupo non sono più specie in via di estinzione. Purtroppo bisogna sempre aspettare il morto perché le istituzioni intervengano. Quindi speriamo solamente che il governo faccia presto, perché non possiamo accettare che succedano altri casi di aggressioni oppure insomma qualche altro caso più grave come abbiamo visto nei giorni recenti.